Pace a tutti, buonasera. Alziamoci in piedi, tutti gli adoratori, quelli che sono venuti per adorare il Signore con il cuore, con l'anima. Alleluia. Tutti insieme così.
ero, ma mi ha chiamato. Oh, tu ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro. Ho un futuro che per gli occhi, quando hai chiamato me. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, Woohoo! Ero perduto, tu mi hai salvato, catene rotto, la luce gloriosa, senza rifugio, orfano ero, ma mi hai chiamato cittadino del cielo. Oh, tu ero dentro, tu mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro. Ho un futuro che per gli occhi, quando hai chiamato me. Sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Aplauda ancora in nome di Gesù. Aplauda in nome di Gesù. Alleluia. 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 Amém? Prima stavo dicendo alle persone: sto male, non sto bene. E adesso mi vedete qua saltando, però no, cioè, non sta veramente male. Perché quando siamo na presenza di Dio, la nostra energia si ricarica, vero? Oggi non c'ho tempo per stare male. Lunedì forse. Oggi non abbiamo tempo per stare male, amém? Amém? Oggi non abbiamo tempo per stare male. Lunedì forse ti daremo un po' di riposo, ma oggi è il giorno di celebrare il nome del nostro Gesù. È il giorno di gridare, è il giorno di urlare, è il giorno di celebrare colui che è morto per noi. E oggi siamo qua perché Lui ci ha salvati, ci ha riscattati. Eu voglio invitarti ad alzare le tue mani. Eu voglio invitarti a pregare questa sera. Padre, in nome di Gesù, Signore, noi vogliamo iniziare questo a adorarti, la tua presenza. Noi vogliamo onorare la tua presenza che è già qui, Gesù. Noi vogliamo onorare, Signore, questo adorarti di Santa Cena, onorare la tua morte che ci ha salvato. Gesù, che oggi noi annunciamo un singolo giorno che noi ricordiamo questo, ma che noi possiamo ricordare questo ogni giorno della nostra vita, che noi possiamo avere questa certezza, Gesù, che un giorno eravamo persi, ma il tuo amore ci ha riscattato, ma il tuo amore ci ha liberato, Gesù. Gesù, che questo non sia un singolo giorno, ma sia un giorno che noi possiamo ricordare ogni giorno di questo mese. Signore, siamo all'ultima Santa Cena di quest'anno, Gesù, che noi possiamo pensare e ripensare a quello che noi stiamo vivendo, come noi stiamo vivendo, come noi ci stiamo donando a Te, Gesù, perché il Signore ci ha donato Se stesso a noi. E che questa sera noi possiamo pensare a questo, come noi stiamo vivendo la nostra vita con Te, come noi ci stiamo donando a Te, come noi stiamo vivendo, Signore, il nostro percorso dopo che il Signore ci ha salvato, dopo che noi ci abbiamo conosciuto Te. Gesù, ti chiedo in questo momento di portare calma e tranquillità ai nostri cuori. Signore, porta calma e tranquillità in questo ambiente. Signore, che ogni cosa, che ogni litigio che hanno vissuto in questa settimana, che ogni cosa che ha disturbato questa settimana, Signore, non venga a essere la tensione di questo adorarti, ma che la tua presenza sia la tensione, Gesù.
perché il tuo amore è impressionante, l'amore che ci ha riscattati, l'amore che ci ha salvati. Noi vogliamo adorare, Signore, la tua presenza oggi qui. Che io parlassi, tu cantavi su di me. Prima che io respirassi, soffiato la vita in me. Tu tieni tanto, tanto me. Oh, impressionante, infinito, audace amore di Dio. Non riposa come 99 se perso. Non posso comprarlo, non me lo merito. A Lui per me si è. Oh, impressionante, infinito. Quando ero perso, tuo amore lo do per me. Tu tieni tanto. Ero senza valore, ma tu hai comprato me. Tu sei gentile con me. Oh, impressionante, infinito, audace amore di Dio. No, sei una sorpresa, non posso comprarlo e non me lo merito, ma Lui per me si è donato. Oh, impressionante, infinito, audace amore di Dio. Oh, porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge murali, rompi catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi. Distrugge murali, rompe catene per incontrare. Puoi dichiarare questo? Luce alle ombre, sale distrugge murali,
per incontrarmi ancora una volta. Porta luce alle ombre per incontrarmi, distrugge. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge muraglie, rompe catene per incontrarmi. Porta luce alle ombre, sale montagne per incontrarmi, distrugge di me. Il suo amore è come un uragano, io mi arrendo al vento della tua misericordia. E poi all'improvviso sogni, vedo solo là e vedo quanto m'era e quanto chi eri. Oh, oh, egli mi ama, egli mi ama, ancora, ancora, ancora. Puoi cantare così? Siamo là solo
sua eredità e Lui la ricompensa. Il suo sguardo di grazia ci attrae la redenzione. Se la grazia è un oceano, ci stiamo affogando. Il cielo con la terra in un bacio appassionato. Il mio cuore batte nel mio petto accelerato. Non perderò più tempo con i risentimenti. Quando penso mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, mi ama, Egli mi ama, oh, Gesù mi ama. Lui mi amò, mi amò, mi amò. Egli mi amò. Egli mi amò. Gesù mi ama. Egli mi amò. Egli mi amò. Egli mi ama. Siamo la sua eredità e Lui la ricompensa. Il suo sguardo di grazia ci attrae la redenzione. Se la grazia è un oceano, noi siamo affogati. Siamo la sua eredità. Siamo la sua eredità e Lui la il suo sguardo di grazia ci attrae. Se la grazia ancora una volta siamo la sua eredità. Siamo e Lui il suo sguardo ci attrae. Se la grazia siamo ancora una volta dichiari questo. Siamo il suo sguardo di grazia ci attrae la redenzione. Se la grazia è un oceano, siamo affogando. Il cielo
Sapete, è proprio per questo che noi oggi possiamo essere qua, perché Lui ci ha amato e ci ama e ci ama e ci ha amato così tanto da dare la sua vita per noi. E in questo momento noi vogliamo ricordare quello che è stato il fatto storico più importante dell'umanità da ogni tempo: il Dio che è sceso sulla terra e è morto perché ci ha amato e perché ci ama. E noi ricordiamo oggi questo attraverso la Santa Cena. Primo Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in avanti, dice così: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, ha preso del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Sapete, quello che Gesù ci chiede prendendo questa sera questi alimenti non è un semplice rituale, è qualcosa che per noi deve andare molto al di là di un semplice rituale. Deve essere inteso come qualcosa che può oggi rinnovare la nostra vita, rinnovare la nostra fede, rinnovare la nostra intimità con Dio. Perché questi alimenti hanno il potere di fare questo in noi quando noi discerniamo il corpo e il sangue che Gesù ha versato per noi. Ma non è solo questo memoriale, come lo chiamiamo, non ha soltanto qualcosa a che fare con noi, ha qualcosa ancora di più grande come fine, come obiettivo. In Apocalisse, al capitolo 5, al versetto 9, c'è scritto è un versetto in cui ci viene raccontato che cosa canteremo lassù in cielo. E canteremo questo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Quando noi saremo lassù in gloria, questo è il canto che canteremo. E in questo canto noi dichiareremo: tu sei degno, perché tu ti sei sacrificato, ti sei immolato, sei salito su quella croce, tu sei morto per noi. Noi un giorno adoreremo Gesù dichiarando questo, il suo sacrificio per noi. E quando Gesù chiama i suoi apostoli e gli dice: amici miei, fratelli, figli, quando vi riunite, prendete questo pane e prendete questo succo, questo vino, affinché possiate ricordarvi di questo giorno, perché ogni volta che voi ricorderete di questo giorno, dichiarerete il mio sacrificio, come lassù in cielo un giorno faremo, oggi sulla terra stiamo adorando Gesù come Lui vuole essere adorato, ricordando il sacrificio che Lui ha fatto per noi. Che oggi noi come Chiesa possiamo portare a Lui questa adorazione, prendendo questi alimenti e in questo ricordando ogni cosa che Lui ha compiuto quel giorno per la mia e per la tua vita. Amen.
Signore Gesù, in questo momento prenderemo questi alimenti come tu ci hai chiesto e non lo prenderemo, Signore, come un semplice memoriale, come un semplice rito, ma che, Signore, attraverso questa preghiera anche i nostri cuori possano essere aperti a vivere questa Santa Cena in un modo diverso. Che questa Santa Cena possa essere la chiave che ci faccia riavvicinare a te, Dio. Che possa essere il mezzo che tu questa sera ci dai per avere un rinnovo di fede, affinché il tuo spirito possa ritornare a bruciare forte dentro i nostri cuori. Ma, Signore, che questa Santa Cena che prendiamo oggi possa essere anche una forma con cui noi portiamo a te l'adorazione che tu meriti, perché tu sei degno di aprire i sigilli, tu sei degno di essere adorato, tu sei degno perché tu ti sei sacrificato per noi, per l'amore che tu hai avuto e che tu hai per noi. Noi riconosciamo questo e questa sera ti adoriamo, Dio, con tutto il nostro cuore e attraverso questa Santa Cena. Benedici questi alimenti, benedici la tua Chiesa nel nome di Gesù. Amen. Merito
governi e poteri, il tuo nome è sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli cantano, santo, tutta la creazione, santo, esaltato. Santo per sempre, il tuo popolo canta, santo sia Re dei re, santo tu sempre sarai, santo, santo per sempre. Amen. Allora, come uno in Cristo, mangiamo insieme questo pane che per noi rappresenta il corpo che Gesù ha donato per noi. E dopo il pane, tutti insieme beviamo da un unico calice, il calice della salvezza che Gesù ha versato per noi. Tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e i poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli cantano, santo, tutta
tuo popolo canta, Santo sia Re dei Re, Santo tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Amen. Che questa Santa Cena possa avere benedetto le nostre vite più di quanto noi possiamo immaginare, più di quanto noi magari possiamo sentire in questo momento, ma che a partire da oggi, attraverso questi alimenti, possiamo avere una vita con Dio rinnovata. Questa è la nostra speranza in questi alimenti questa sera. Amen. Amen. Dobbiamo andare avanti però con la nostra liturgia. Chiedo se possono accendere le luci per piacere. Voglio dare qualche avviso prima di passare alla parola. Abbiamo una settimana con alcuni appuntamenti, abbiamo alcuni avvisi anche da dare in generale. Allora domani giovani adolescenti, alle 2:30 ci sarà la grande finale del Fusion Game. Siete carichi? Giovani, siete carichi? C'è qualche rappresentante della squadra gialla? Della squadra arancione? Vale un punto, eh? L'urlo vale un punto. Dei verdi? Blu? Blu? Tu puoi farlo ancora più forte, Pietro. Vai. Bene, domani tutti i giovani adolescenti qua per la finale del Fusion Game. Lunedì invece avremo un altro appuntamento del nostro B-Running. Dopo la prima corsa che abbiamo fatto il mese scorso, c'è un'altra corsa che faremo lunedì qua a Verona, sempre in uniforme con la maglietta della Chiesa. Anzi, a ragione di questo abbiamo le nuove magliette della Chiesa. Se qualcuno riesce a prenderne una così le vediamo, per piacere. E ragazzi, ho predicato la settimana scorsa, no?
sul perché lo facciamo, perché siamo qua, perché facciamo tutte queste cose, perché facciamo il B-running, no? Non andremo là a vincere la maratona. Magari qualcuno di noi, sì, forse Guglielmo si sta preparando per vincere, ci sarà una pista da 10 km, una da 5 km. Lo scopo non è per eccole qua le nuove magliette. Olè! Disponibili per chi farà, grande Nick, disponibili per chi farà la corsa domani, ma anche per chi non la farà e vuole semplicemente prendere la maglietta bellissima. Olè! E noi andiamo a fare questa maratona, questa corsa per creare un po' di scompiglio a Verona, per cercare di lasciare un'impronta a Verona. Per questo andiamo là tutti quanti con la maglietta della chiesa, per cercare di far sì che le persone possano notare qualcosa di diverso in mezzo a questa corsa. Sappiamo che ci sono centinaia, forse migliaia di persone che parteciperanno a quella che abbiamo fatto il mese scorso, erano decine di migliaia di persone, non so quella di lunedì quanti saranno, ma noi andiamo lì con uno scopo evangelistico. Quindi se anche per te è importante guadagnare anime, fai un pensiero a partecipare a questa corsa. Il prezzo, se non sbaglio, è di 5 euro. Come non si può più iscriversi? No, è impossibile. È vero? C'è tempo fino a stanotte, no? C'è tempo fino alle 23:59. Farò una predica breve così avrai tempo di iscriverti. Ma se vuoi iscriverti il prezzo è veramente basso, 5 euro a persona. Dopo lì c'è anche tutto il ristoro, ti danno un sacchetto alla fine con delle cose, quindi non è tanto il prezzo, ma è tanto la missione per cui andiamo lì. Infatti è un progetto del Ministero di Missioni della nostra Chiesa. Quindi se hai in cuore di fare questo, forse hai tempo fino alle 11:59 di stasera per iscriverti, c'è il link sul gruppo della Chiesa. Amen. Mercoledì abbiamo i nostri in casa, l'ultimo in casa di quest'anno, quindi non perdetevi il nostro appuntamento con i nostri incontri infrasettimanali. Se ancora non partecipi a un in casa, il mio invito lo rafforza ancora questa sera, è sempre quello di entrare in contatto con uno dei leader dell'incasa, magari il più vicino a casa tua, e venire a partecipare mercoledì sera al nostro culto in casa. Il 20 di dicembre invece avremo qua la nostra serata di Natale, la chiamiamo così, col musical La Luce. Il nostro gruppo di teatro B-Mime sta preparando questo musical, quindi non perdetevi questa serata, venite voi, invitate parenti, amici, sarà una serata di festa, sarà il nostro adorarti, no? Veramente, sarà il nostro culto, ma sarà fatto attraverso questo musical, una rappresentazione teatrale con cui possiamo portare la parola di Dio e magari raggiungere anche la vita di coloro che magari non sono tanto interessati a venire in chiesa, ma che magari gli piace vedere un po' di teatro. Allora invitate queste persone a venire, è un modo diverso per portare il Vangelo e per scambiarci gli auguri verso la fine dell'anno. Ok, ultimo ma non per ordine di importanza, da questa sera sono aperte le vendite della nostra lotteria cesta di missioni. Vedete qua la nostra cesta, puoi passare, olè. I biglietti della cesta della lotteria li potete trovare con Sofia o con Samara. Alza la mano Samara, così tutti ti vedono. La Samara no? Mi era stato detto anche Samara. Solo Sofia? Solo Sofia! Ma se non sapete chi è Sofia, chiedete a Samara. E dentro questa cesta c'è tante cose belle, c'è una coperta, c'è dei dolciumi da mangiare, c'è la maglietta della chiesa, la maglietta nuova, e c'è una Bibbia nuovissima che potrà accompagnarvi nella vostra lettura futura. I biglietti 5 euro a numero, prendetene 20 a famiglia, così già stasera così finiamo i biglietti. Amen? Sarà sorteggiato il numero vincente dopo il teatro del 20. Ok? Quindi comprateli prima del teatro del 20. Amen?
basta, penso che abbiamo finito gli avvisi. La cesta è missionaria perché veramente le entrate che ci saranno dalla vendita di questi biglietti saranno devolute per le nostre opere missionarie del Ministero di Missioni, quindi sai che starai facendo una cosa buona per missioni. Amen, penso che abbiamo finito qua gli avvisi di oggi. Facciamo un momento di offerte prima di passare la parola. Ti chiedo di alzarti in piedi per piacere, così possiamo pregare insieme per le nostre decime, per le nostre offerte. Tu che questa sera hai portato qualcosa da offertare alla Chiesa per il mantenimento e la crescita di quest'opera, ma anche come adorazione a Dio. Sappiamo che il nostro decimare, il nostro offertare è un'adorazione a Dio. È qualcosa con cui stiamo dicendo: Dio, tu sei più importante nella mia vita dei soldi, di qualcosa che spesso prende tanto il nostro cuore, no? E noi attraverso questo momento stiamo dichiarando a Dio la sovranità assoluta sulla nostra vita. Quindi tu che hai portato la tua offerta, la tua decima, in questo momento sei benvenuto a lasciare la casa del Signore. C'è la cassetta qua, ci sarà la nostra tesoriera Katia là dietro col POS, con la macchinetta per il bancomat. Ci sono le nostre buste di missioni, se vuoi fare un'offerta per missioni, al di fuori dei biglietti della lotteria che so che comprerete in tanti. Amen. Signore Gesù, in questo momento portiamo a te le nostre decime, le nostre offerte. Io ti chiedo, Signore, che possano essere usate al meglio per la tua opera, Signore, che possano essere usate al meglio per questa casa, per il mantenimento, per riuscire a pagare ogni bolletta, l'affitto, tutte le spese che noi abbiamo, Signore, ma anche per riuscire a fare qualcosa in più, per riuscire a crescere, per riuscire a fare nuovi progetti, Signore, tutto ciò per cui serve anche un sacrificio finanziario. Benedici quindi, Signore, queste offerte decime affinché la tua Chiesa possa essere benedetta attraverso di queste, e che attraverso di questo ogni famiglia di questa Chiesa, di questa casa possa essere benedetta, Signore. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Se per caso vorreste, non so, acquistare i biglietti della lotteria attraverso il POS, perché magari volete prenderlo ma non avete qua i 5 euro da dare a Sofia, potete anche prenderli là e dopo i soldi saranno girati tutti alla cassa di missioni, non preoccupatevi. Amen. Signore Gesù, in questo momento ascolteremo, Padre, una parola, e quello che è il nostro desiderio è che sia una parola che venga da te, una parola che venga dal tuo cuore direttamente per noi. Per questo, Padre, io ti chiedo che tutto ciò che tu vuoi dire oggi alla tua Chiesa, tu possa farlo in totale libertà. Vieni a cambiare il nostro intendimento, vieni a cambiare i nostri cuori, vieni a riposizionarci, vieni a compiere totalmente il tuo disegno divino questa sera in questa Chiesa. Per questo noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima della parola io vorrei chiedere scusa perché la settimana scorsa abbiamo fatto qua l'anniversario della Chiesa, 21 anni. Come si sta con 21 anni e una settimana? Bene? Vi sentite più grandi? Bene. Abbiamo fatto tutta una serie di ringraziamenti, no? Ai leader, a persone coinvolte nella Chiesa, ai leader degli in casa. C'è un gruppo di persone che però non ho ringraziato e che veramente ho tanto il desiderio di ringraziare, e anche perché ieri siamo arrivati qua in chiesa, no? Ieri mattina io e Andrea siamo venuti qua in chiesa, dovevamo fare delle cose molto velocemente, siamo arrivati, c'era la macchina della sorella Goya lì fuori dalla chiesa. Ho detto, ma cosa sta facendo qua la Goya a quest'ora, no? E siamo entrati, era qua che stava pulendo la chiesa, aveva lavorato, pensate, tutta la notte, ha fatto il turno di notte ieri, non è neanche tornata a casa. Puoi alzare la testa, Goya, non fare finta che sei al cellulare. Ha lavorato tutta la notte, non è neanche ritornata a casa, è venuta direttamente in chiesa per venire a pulire tutta la chiesa, venire a pulire il tempio per noi, affinché oggi potessimo avere una chiesa ordinata, pulita, confortevole in cui fare il nostro adorarti. Quindi noi vogliamo ringraziare questa sera anche tutte quelle persone che si dedicano. Io ho citato Goya per questo episodio di ieri che veramente ci ha toccato tanto il cuore, ma voglio ringraziare tutte le persone qua che si occupano della pulizia della chiesa, che nel corso di quest'anno o degli altri anni hanno aiutato nella pulizia di tutto quello che c'è da fare qua in chiesa, e possiamo fare un applauso a tutte queste persone per come si dedicano all'opera di Dio, a Dio stesso, e attraverso di questo si dedicano anche alla nostra vita in qualche modo. Che Dio possa benedire tutte quante voi. Amen. Vangelo secondo Luca, capitolo 24. Leggerò alcuni versetti dal 46 in avanti. Qui siamo alla fine del Vangelo di Luca. Gesù sta per ascendere in cielo e fa uno degli ultimi discorsi, anzi l'ultimo discorso ai suoi apostoli, e dice così: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori fin presso Betania, alzate in alto le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Possiamo rileggere quest'ultimo versetto tutti insieme? Ed essi
adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Amen. Avete capito quello che è successo in questo episodio, in questi versetti che abbiamo letto, no? Gesù ha fatto quest'ultimo discorso ai suoi apostoli e poi è andato in cielo, è sparito. Basta, era l'ultima volta che gli apostoli vedevano Gesù. E non vi sembra strana la reazione che gli apostoli hanno avuto? No, perché noi abbiamo visto che Gesù è sparito, puff, non era più con loro. Gesù, il figlio di Dio, che aveva camminato per 3 anni insieme a loro, con cui avevano condiviso ogni cosa, che gli avevano visto fare miracoli, meraviglie, prodigi, che dava quegli insegnamenti che riempivano il cuore, non era più con loro. E la loro reazione cos'è stata? Sono tornati a casa con grande gioia. Non mi sembra strana questa reazione da parte degli apostoli? A me personalmente sembra molto strana. Dico questo perché io credo che tutti quanti noi, in un modo o nell'altro, e chi più chi meno, ha vissuto una perdita nella sua vita. No, una persona che magari è venuta a mancare, o una persona che è tornata al suo paese che non avete più visto. E io credo che quando è successo questo non abbiamo avuto grande gioia, o no? Io mi ricordo di quando è venuta a mancare mia nonna 5 anni fa. Per me era come una mamma e io sono stato malissimo. Io sono stato male il giorno che è venuta a mancare, nei giorni, nelle settimane, nei mesi successivi. Stavo proprio molto molto male. No, è un episodio che ho già raccontato in passato. È che alcune settimane dopo che mia nonna era morta, io e Andrea siamo andati a fare una visita a casa di una sorella a cui era appena venuto a mancare un parente, era appena morto un parente. E abbiamo fatto una visita per andare a consolare questa sorella qua. E siamo andati a casa sua e finché eravamo lì che parlavamo con lei, cercando di consolarla così, a me è venuta in mente mia nonna che era morta qualche settimana prima. E ho cominciato a piangere disperatamente in quella stanza. Siamo arrivati al punto che quasi questa sorella doveva consolare me. Io non riuscivo più a smettere di piangere, no? È stata una situazione quasi comica a un certo punto, no? Paradossale. Ma questo è l'effetto che una perdita causa nella nostra vita emozionale, no? E io penso che non doveva essere diverso per gli apostoli. Non avrebbero più rivisto Gesù. Pensate, se Gesù venisse qua oggi e noi lo vorremmo tenere abbracciato, non vorremmo più farlo andare via, e nel momento in cui andasse via penso che noi saremmo molto tristi. Eppure gli apostoli no. Loro tornarono a Gerusalemme con grande gioia. E come mai ebbero questa reazione? Come mai tornarono con grande gioia? Io credo che la risposta a questa domanda sta nelle parole che Gesù gli aveva appena lasciato. Perché Gesù gli aveva appena detto: io sto per andare in cielo, ma ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, e voi riceverete potenza dall'alto. Io credo che queste parole che gli apostoli hanno sentito quel giorno sono le parole che li hanno fatto tornare a casa con grande gioia, perché Gesù non li aveva abbandonati, semplicemente si stava compiendo una parola profetica che loro avevano fino dall'Antico Testamento, fin dai tempi di Gioele, e poi nel Nuovo Testamento con l'arrivo di Giovanni Battista, quando Giovanni disse: ecco, io vi battezzo con acqua, ma sta per arrivare colui a cui io non sono neanche degno di allacciare le scarpe, e lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco.
quella promessa che Gesù aveva rinnovato varie volte nella camminata con gli apostoli, dicendo: ecco, io sto per andarmene, ma vi manderò un altro consolatore. Questa parola, un altro, in greca significa qualcuno che è uguale a me. Gli apostoli sapevano che Gesù non li stava abbandonando. Gesù non se ne stava andando, Gesù non li stava lasciando soli, Gesù stava mandando a loro qualcuno che era uguale a Lui. E fratelli, il mio desiderio questa sera, ma credo che sia più il desiderio dello Spirito Santo stesso, è che noi possiamo uscire oggi da questo locale con la certezza, con la convinzione, con il desiderio di ricevere o di sentire, di avere forte dentro di noi questo Spirito Santo promesso. Questo è il desiderio con il quale oggi io vi porto questa parola. E volete sapere, secondo me c'è un segreto, no? Con cui noi possiamo capire se noi oggi abbiamo il desiderio dello Spirito Santo, se noi ci rallegriamo con la presenza dello Spirito Santo dentro di noi. Sapete qual è questo segreto? Vi ricordate quelle storie meravigliose dell'Antico Testamento? Storie come quella del popolo di Israele quando esce dall'Egitto e cammina nel deserto, e davanti a loro c'hanno lo Spirito Santo sotto forma di colonna di fuoco che li guida in mezzo al deserto, e questa colonna va davanti a loro. E noi magari diciamo gloria a Dio quando sentiamo predicazioni, quando leggiamo queste parole. O ad esempio quando vediamo lo Spirito Santo come una nuvola di gloria che ricopre il popolo di Israele in mezzo al deserto, questa nuvola di Spirito che è sopra il popolo, che li copre dal sole, che non li fa ammalare, che li nasconde, che li protegge. E noi diciamo gloria a Dio sentendo queste predicazioni, leggendo queste storie. O magari quando leggiamo nel libro delle cronache di Salomone che completa il tempio e fa il primo culto nel tempio. E quando c'è questo primo culto, la Bibbia ci dice che la gloria di Dio riempie così tanto quella casa che le persone non riescono a stare dentro il tempio, non riescono a stare in piedi davanti alla presenza. Noi la chiamiamo la Shekinah di Dio, e noi diamo gloria a Dio. Ecco, se noi diamo gloria a Dio per questo, forse non abbiamo inteso bene qual è la promessa che Dio ha per noi, perché la promessa che Dio ha per noi è estremamente più grande di questa. Dio non promette che lo Spirito Santo camminerà come una colonna di fuoco davanti a noi. Dio non promette che il suo Spirito ci coprirà come una nuvola di gloria. Dio non promette che il suo Spirito aleggerà in mezzo alla Chiesa. Dio ci promette che il suo Spirito abiterà dentro di noi. Questa è la promessa che Dio ha per noi. E il desiderio è che noi questa sera usciamo convinti di questo, che lo Spirito Santo può abitare dentro di noi, che lo Spirito Santo magari già abita dentro di noi, e che allora, se questo è già avvenuto nella nostra vita, che noi possiamo desiderare che la sua influenza, che la sua potenza possa veramente vivere e far vivere il sovrannaturale di Dio. Questo è il proposito della parola di questa sera, perché noi siamo una chiesa evangelica protestante, no? che discende dal ramo protestante, dalla riforma che noi abbiamo celebrato il 31 ottobre come ogni anno, di Martin Lutero, basata sulle 5 solas. Ma noi non siamo solo una chiesa evangelica protestante, noi ci vantiamo, e non per merito nostro, ma per merito dello Spirito Santo, di essere una chiesa evangelica pentecostale.
Che cosa significa questo? Che noi crediamo che quel giorno in Atti 2, quello Spirito che in Luca 24 Gesù ha promesso, è disceso con potenza sugli apostoli, è entrato in quella sala e in forma di lingue come di fuoco è sceso su quelle persone, battezzandole con lo Spirito Santo e con il fuoco, cominciando a dargli potenza di operare, potenza di predicare, potenza di evangelizzare. E noi come cristiani pentecostali crediamo che quella stessa potenza oggi lo Spirito la riversa sulla sua Chiesa. È questo ciò in cui noi crediamo. Però, fratelli, io credo, purtroppo, o vedo che questo muoversi dello Spirito Santo, questa potenza dello Spirito Santo, questo desiderio di ricevere il battesimo con lo Spirito Santo è passato un po' in secondo piano nella vita di noi cristiani. E senza dubbio la salvezza è al primo posto. Questo è il nostro, deve essere il nostro più grande desiderio, la nostra più grande meta. Gesù l'ha detto ai suoi apostoli, ai suoi discepoli: non esultate, non rallegratevi perché avete lo Spirito per compiere i miracoli. Rallegratevi soprattutto perché il vostro nome è scritto là nel firmamento, è scritto nelle stelle. La salvezza è al primo posto nei livelli di importanza della nostra vita. Ma noi non possiamo mettere in secondo piano il battesimo con lo Spirito Santo. Noi non possiamo mettere in secondo piano l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Noi dobbiamo ricercare questo battesimo e dobbiamo far fruttificare lo Spirito Santo dentro di noi. Noi dobbiamo fare, la Bibbia ci dà una lista di doni spirituali, doni con i quali noi possiamo fare cose meravigliose, con i quali noi possiamo far muovere il sovrannaturale di Dio in questa terra. Ce ne parla Pietro, ce ne parla Paolo. Forse la lista più famosa è quella che troviamo nella lettera ai Corinzi, che Paolo stesso ci lascia. E lì Paolo ci dà una lista di 9 doni, divisi in 3 categorie. Doni di eloquenza, varietà di lingue, interpretazione di lingue, dono di profezia, doni di rivelazione, parola di conoscenza, parola di salvezza, di saggezza, discernimento degli spiriti, doni di potenza, dono di operare miracoli, dono di operare guarigioni, dono di fede. E questi doni sono disponibili per tutti noi. Lo Spirito Santo vuole far sì che ognuno di noi possa riempirsi dei suoi doni, per far sì che la Chiesa possa muoversi e muoversi con potenza su questa terra. E noi non possiamo mettere in secondo piano lo Spirito Santo nella nostra vita. Noi non possiamo mettere in secondo piano il battesimo, la ricerca del battesimo con lo Spirito Santo, la ricerca dei doni spirituali, perché è per mezzo di questi che noi porteremo un Vangelo con potenza su questa terra. Chiesa Bichurch, quest'anno, in questo 21° anno, dobbiamo essere una chiesa che ricerchi il battesimo con lo Spirito Santo e i doni spirituali che derivano da questo battesimo. C'è un versetto che è il versetto che in questi ultimi 3 anni ho più citato su questo pulpito, 2 Timoteo 1,9. Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata. La chiamata è per tutti quanti noi. Ma per compiere una chiamata efficace, per compiere una chiamata con successo, e per chiamata intendiamo quello che Gesù ci ha lasciato in Matteo 28, andate per il mondo, predicate il Vangelo, fate discepoli, battezzateli, insegnate quello che vi ho insegnato. Se vogliamo compiere una chiamata veramente rilevante, abbiamo la necessità dello Spirito Santo di Dio. E sì, noi possiamo compiere la nostra chiamata anche senza Spirito Santo. Ma è interessante la stessa chiamata che vediamo in Matteo 28, la leggiamo anche nei versetti che abbiamo visto in Luca 24, quello che abbiamo letto prima. Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il 3° giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. Questo è praticamente il riassunto di quello che c'è scritto in Matteo 28. E noi sì, possiamo compiere la nostra chiamata anche senza il battesimo con lo Spirito Santo. Dobbiamo farlo. Ma qua Luca ci dice quella parte in più che magari in Matteo non c'è e che è essenziale per vivere una chiamata di potenza. Ed ecco
io mando su di voi per compiere questa chiamata colui che il mio Padre ha promesso, lo Spirito Santo che vi darà potenza dall'alto per compiere questa chiamata. Gesù stesso ha avuto la necessità di ricevere lo Spirito Santo. Gesù fino ai suoi 30 anni non compiva miracoli, non faceva guarigioni, non faceva niente di tutto questo. Aveva una chiamata? Sì, ce l'aveva. Doveva fare la volontà di Dio anche prima? Sì, ce l'aveva. Era figlio di Dio anche prima? Sì, era figlio di Dio anche prima. Così come noi abbiamo una chiamata, anche noi dobbiamo fare la volontà di Dio, anche noi siamo figli di Dio, anche senza il battesimo con lo Spirito Santo. Ma se vogliamo avere una chiamata di successo, se vogliamo veramente fare discepoli, se vogliamo portare una predicazione potente, se vogliamo fare le opere, perché in Giovanni 14 Gesù ci ha fatto una promessa: voi farete le opere che anch'io ho fatto, anzi ne farete di maggiori. E come faremo a fare queste opere maggiori di Gesù se Gesù stesso non abita in noi? Sì, possiamo farlo, dobbiamo farlo anche senza, ma dobbiamo ricercare il battesimo con lo Spirito Santo, perché una volta che il fuoco di Dio arderà dentro di noi, che i doni di Dio ci daranno questa potenza, che il suo Spirito ci capaciterà, la nostra chiamata raggiungerà un livello che non abbiamo mai visto prima. La nostra predicazione avrà un'unzione che non avremo mai visto prima. Noi imporremo le mani, noi pregheremo per persone, noi compieremo miracoli, noi faremo tutte queste grandi cose che la Bibbia ci promette che avremo fatto, se abbiamo lo Spirito Santo di Dio che opera in noi e attraverso di noi. Dobbiamo desiderare questo Spirito, non possiamo farlo passare in secondo piano nella nostra vita. E fratelli, questa non è una parola per il leader della Chiesa, che magari vedete pregare per persone che sì, loro hanno bisogno dello Spirito Santo. Non è una parola per i presbiteri, per i pastori, per i leader di in casa, per quelli che suonano sul pulpito. Questa parola è una parola per tutti, perché la disponibilità dello Spirito Santo è per tutti quanti noi, e è necessario che noi come cristiani non vogliamo vivere senza lo Spirito Santo di Dio, senza essere battezzati dalla potenza di Dio. È necessario che noi non vogliamo vivere senza aver ricevuto questo battesimo. È necessario che noi non vogliamo compiere la nostra chiamata senza avere questo Spirito che opera insieme a noi. Non davanti, non sopra, non in mezzo, ma dentro di noi. È necessario. E è per tutti noi. C'è un passo della Bibbia, fratelli, che a me piace tantissimo, in Atti degli Apostoli, al capitolo 8. Filippo, Atti degli Apostoli 8, 5 in avanti. Filippo, per me Filippo è uno dei miei personaggi preferiti della Bibbia, l'ho già detto varie volte. Filippo discese nella città di Samaria, vi predicò il Cristo, e le folle unanimo prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo, osservando i segni miracolosi che faceva. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Guardate che cose meravigliose che Filippo faceva. Lui predicava il Vangelo facendo segni miracolosi, espelleva demoni, guariva zoppi, guariva paralitici, faceva cose grandiose. E chi è che le faceva? Filippo. E come ho detto, a me piace tanto Filippo. Io ho 3 personaggi preferiti nella Bibbia. Uno è Elia, che è un caso a parte, gli altri 2 sono Filippo e Apollo. E a me Filippo e Apollo mi piacciono tantissimo, perché sono 2 personaggi all'interno della Bibbia che non sono i più conosciuti. Non sono i Pietro, i Paolo, non sono i Mosè, gli Abramo, questi da cui ti aspetti cose grandiose. Non sono i leader che oggi potremmo vedere, non sono i Billy Graham di questo secolo, i John Wesley, gli Spurgeon, no. Filippo e Apollo sono
due quasi sconosciuti, poverini, all'interno della parola. Sono due persone semplici, non sono questi grandi. Io mi rivedo in loro, io non mi rivedo in un Paolo, in un Pietro, non potrei mai, in un Giovanni, non potrei mai. Io mi rivedo in loro, persone quasi sconosciute, persone che forse sono come me, come te, persone semplici, normali, in disparte, ma che si sono lasciate usare dallo Spirito Santo. E guardate Filippo che cose prodigiose faceva. Non era Pietro, non era Paolo, ma non l'ha fermato da portare una predicazione che ha convertito tutta la Samaria. Non era Mosè, non era Abramo, ma questo non gli ha impedito di guarire infermi, non gli ha impedito di scacciare demoni, non gli ha impedito di compiere segni e prodigi. E fratelli, il Dio che operava nella vita di Filippo è lo stesso Dio che opera oggi attraverso la nostra vita. È lo stesso Spirito che vuole usare noi oggi. Non serve essere un leader, non serve essere un pastore, non serve essere... Io mi ricordo una volta in chiesa venivano spesso grandi profeti, grandi predicatori, persone con doni di guarire, e ogni volta che veniva un profeta la chiesa si riempiva di persone. Ogni volta che veniva una di queste persone che avevano doni dello Spirito per compiere guarigioni o altri doni, la chiesa si riempiva di persone per essere benedetta da queste persone. Ogni volta che venivano questi grandi pastori la chiesa si riempiva. Ma io voglio dirvi una cosa: in questa chiesa oggi qua ci sono persone che Dio vuole usare con parola profetica. In questa chiesa oggi qua ci sono persone che Dio vuole investire con dono di guarigione. In questa chiesa oggi qua ci sono persone che faranno miracoli, persone che avranno fede per muovere montagne, persone che riveleranno cose, persone che avranno la saggezza e la potenza che arriva dall'alto. Fratelli, è noi che Dio sta chiamando per vivere il suo sovrannaturale e per fare vivere il suo sovrannaturale. Ma se vogliamo questo, non possiamo mettere in secondo piano lo Spirito Santo e il suo battesimo nella nostra vita. Deve essere qualcosa che noi desideriamo, e come ho detto, il mio desiderio è che tu in questo momento possa dire: io voglio questo Spirito Santo. O se già ce l'hai, io voglio di più di Dio, io voglio più doni di Dio, io voglio benedire di più i miei fratelli, io voglio essere usato di più per il regno di Dio oggi. Io vorrei che tu uscissi da questa chiesa e già tornando a casa in macchina cominciassi a pregare: Dio, dammi di più di questo Spirito, Dio, dammi di più, voglio essere battezzato da te, Dio, dammi di più. Ma quando è stata l'ultima volta che hai pregato per ricevere questo battesimo? Quando è stata l'ultima volta che hai pregato per ricevere un dono in più nella tua vita? Stiamo mettendo in secondo piano lo Spirito Santo? Oppure no, è là, è il nostro desiderio, è ciò che noi mettiamo nelle nostre preghiere? Fratelli, questa è la promessa di Dio per noi. Questo è il desiderio di Dio per noi. Io vi manderò un altro consolatore. Non sarà avanti, non sarà sopra, sarà in voi, e per mezzo di voi compierà il sovrannaturale in questa terra. Desideriamo questo? Desiderate questo? Amen. Il Vangelo di Marco, al capitolo 16, per confermare. Versetti 17 e 18 dicono così: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, anche se ne berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Queste sono tutte le cose sovrannaturali che possiamo fare: imporre le mani, scacciare demoni, essere guariti da veleni. E questo chi lo può fare? Gli apostoli. C'è scritto: gli apostoli prenderanno in mano, gli apostoli nel suo nome guariranno.
i discepoli nel suo nome. No, questo versetto, se puoi tornare al versetto prima, al 17, per piacere. Questi sono i segni che accompagneranno non gli apostoli, non i pastori, non i leader, ma coloro che avranno creduto. Allora, Chiesa, noi crediamo che Dio ci vuole usare. Noi crediamo che Dio vuole investirci con questo Spirito. Noi crediamo che Dio vuole fare scendere il suo fuoco in mezzo a noi ancora e ancora. Noi crediamo che Dio qua in questo luogo vuole innalzare profeti. Noi crediamo che Dio in questo luogo vuole innalzare doni. Noi crediamo questo. Tu credi, perché questo è l'ostacolo che noi possiamo avere dal ricevere questi doni oppure no, ricevere questo Spirito oppure no, perché questi sono i segni che accompagneranno tutti coloro che crederanno. Allora, se noi crediamo che Dio attraverso di noi vuole fare cose grandiose, se noi crediamo che Dio vuole far sì che il suo regno possa prosperare attraverso di noi, se noi crediamo che Dio ci vuole usare oggi con una parola potente, se noi crediamo che Dio ci vuole usare oggi per evangelizzare la nostra generazione, se noi crediamo che Dio vuole far sì che noi imponiamo le nostre mani per guarire persone, se noi crediamo questo, non c'è niente che impedisca allo Spirito Santo di scendere sulle nostre vite ancora e ancora, investendoci con potenza dall'alto, così come è stato promesso. Amen. C'è un passo, dopo concluderò, se vuole salire già il gruppo di lode. C'è un passo della Bibbia che a me cattura sempre l'attenzione. In Atti degli Apostoli ci sono Pietro e Giovanni che stanno andando al loro culto, al tempio, al loro adorarti al tempio. E finché salgono al tempio vedono uno zoppo, un paralitico, che sta chiedendo l'elemosina alla porta del tempio. E allora Pietro, non avendo soldi da dargli, chiama questo paralitico e gli dice così: sai, io di oro e di argento non ne ho, ma quello che ho io te lo do. Nel nome di Gesù alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Sapete perché mi attira l'attenzione questo passo della Bibbia? Non è tanto per il miracolo, non è per la guarigione. Troviamo guarigione come questa decine di volte nella Bibbia. È perché ogni volta che io leggo questo testo della Bibbia penso così: io, Enrico, avrei coraggio di andare dall'ammalato a dirgli nel nome di Gesù alzati e cammina. Tu avresti coraggio di fare questo? Tante volte io questiono il mio coraggio di fare frutto dello Spirito Santo che è in me, di prendere la responsabilità dello Spirito Santo che è in me. Ma fratelli, questa è una cosa che Dio ci chiede di fare: prendere la responsabilità dello Spirito Santo che è in noi. Perché lo Spirito Santo è la potenza di Dio nella nostra vita. E attraverso di questa non c'è niente che noi non possiamo fare. Noi faremo attraverso lo Spirito Santo le opere che Gesù ha fatto e anche di maggiori. Noi possiamo dare vista ai ciechi, noi possiamo dare movimento agli infermi, noi possiamo dare libertà agli oppressi, noi possiamo portare messaggi di potenza attraverso lo Spirito Santo che può vivere dentro di noi. E che se già vive nelle nostre vite, noi dobbiamo prendere la responsabilità di questo Spirito e cominciare a fare fruttificare i doni, l'unzione, ciò che Dio ci ha dato in questo tempo. Voglio chiederti di alzarti in piedi per terminare. E non abbiamo vergogna, non abbiamo paura, non avere paura, non avere timore di fare frutto dello Spirito Santo,
non avere timore di prendere la responsabilità di questo spirito, non avere timore di prendere la responsabilità di questo fuoco che Dio magari ha già fatto piovere sulla tua vita. E se ancora non l'ha fatto, ricercalo già a partire da questa sera. E poi non avere paura, perché Paolo dice così al suo figlio nella fede, Timoteo: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, Dio non ci ha dato uno spirito di paura, Dio non ci ha dato uno spirito di timore, Dio non ci ha dato uno spirito di vergogna. Non è questo lo spirito che Dio ha versato su di noi. Dio ci ha dato uno spirito di potenza, Dio ci ha dato uno spirito di forza. Questo è lo Spirito Santo. Poi scrolla la persona vicino a te e digli così: tu hai uno spirito di forza. Prendila forte, tu hai uno spirito di forza. Dichiara questo della sua vita, profetizza questo della sua vita. Se non ci crede, profetizzalo con più forza. Tu hai uno spirito di forza, non hai uno spirito di timidezza, non hai uno spirito di vergogna, non c'è timore, non c'è paura nello Spirito Santo che Dio ha versato sulla tua vita. Dio ti ha dato uno spirito di forza per fare sì che per mezzo tuo e di questo spirito questa generazione possa cominciare a prendere fuoco per Lui, questa generazione possa cominciare a essere guarita spiritualmente, fisicamente, liberata da ogni demone. Questa generazione possa cominciare a diventare interamente di proprietà di Cristo, colui che si è immolato per noi e che ha conquistato le nostre anime per la sua gloria e per il suo onore. Amen. Desideriamo questo spirito sopra ogni cosa. È disponibile per noi. È disponibile per noi. Io voglio fare un appello. Non siamo soliti fare appelli ogni culto, ma questa sera farò un appello, anzi due. E chiedo già ai nostri leader di casa che si preparino a venire a pregare, se ci saranno persone disposte a fare questo passo, non tanto di fede, ma questo passo ricercando la potenza di Dio. Se oggi c'è qualcuno qua che ancora non ha ricevuto questo battesimo di fuoco, che ancora sente che non ha ricevuto questo battesimo di potenza dall'alto, allora questa persona è più che invitata a venire qua fuori, perché in questo 21° anno noi vogliamo essere una chiesa ripiena di Spirito Santo, ripiena di doni spirituali, ripiena di potenza dall'alto. Quindi non avere vergogna, non avere paura, perché lo spirito che Dio vuole versare su di te è uno spirito di potenza e di forza, non di vergogna. Se ancora non hai ricevuto questo battesimo con lo Spirito Santo, vieni qua fuori, qualcuno pregherà per te, imporrà le mani su di te. Il desiderio di Dio è che noi possiamo essere una chiesa ripiena di questo spirito. Quindi finché la lode canta, vieni qua fuori affinché possiamo pregare per te. Ma voglio anche fare un appello ulteriore a tutti coloro che magari hanno già ricevuto questo spirito, ma che da un po' di tempo hanno smesso di pregare affinché altri doni spirituali, nuovi doni spirituali riempissero la sua vita. Voglio dirti una cosa: questi doni non sono per te, questi doni sono per questa generazione, e Dio vuole una chiesa ricca di doni spirituali per benedire questa generazione. Quindi se tu uscirai qua davanti in questo momento affinché preghiamo per te, per ricevere nuovi doni, affinché preghiamo di te, affinché il tuo cuore possa essere aperto a pregare intensamente, nuovamente, per qualcosa di nuovo da parte di Dio, lo stai facendo per questa generazione, lo stai facendo per il regno di Dio, e io voglio invitarti caldamente a uscire qua fuori a pregare insieme. Dio ha qualcosa di meraviglioso per questa chiesa, ha qualcosa di meraviglioso per la sua chiesa in generale, in questa città, nel suo regno, ha qualcosa di meraviglioso da distribuire a questa generazione, ma lo può fare con potenza quando noi ci rivestiremo del suo spirito di
manifestazione della gloria di Dio. Amen. Finché cantano, vieni qua fuori. Dio vuole riempire la nostra vita con il meglio. Dio vuole riempire la nostra vita con il suo spirito. Dio vuole riempire la nostra vita con potenza per fare qualcosa di grandioso per noi. La tua Chiesa riunita, un solo popolo e un solo cuore. Aspettiamo la tua promessa, posso sentire il tuo vento all'improvviso. Lingue come fuoco caderò sul popolo e che cadano adesso anche qui all'improvviso. Lingue come fuoco caderò sul popolo e che cadano adesso anche qui. E quando il cielo si unirà alla terra, un nuovo suono si sentirà, e quando tua gloria riempirà la casa, lingue di fuoco scenderà, e quando il cielo si unirà alla terra, lingue di si sentirà, e quando tua gloria riempirà la casa, lingue di fuoco scenderà. Battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. Battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. Battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. Battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. Battezzaci, battezzaci con fuoco e gloria, con fuoco e gloria. E quando il cielo si unirà alla terra, un nuovo suono si sentirà, e quando la tua gloria riempirà la casa, lingue di fuoco scenderà, e quando il cielo si unirà alla terra, un nuovo suono si sentirà, e quando la tua gloria riempirà
quello che lo Spirito Santo ha per te. Non distratti in questo momento. Comincia a parlare in lingue, comincia a dichiarare chi tu sei in questa nazione. Non distratti in questo momento. Non distratti in questo momento. Lo Spirito Santo sta chiamando una chiesa viva. Lo Spirito Santo sta chiamando una chiesa che ricerca la sua presenza. Lo Spirito Santo sta chiamando te, chiesa. Lo Spirito Santo sta chiamando a cercare il suo nome, a cercare la tua presenza, a cercare di essere pieni dello suo Spirito Santo, perché Lui ci ha molto di più per versare sulla tua vita, non c'è molto di più per versare su di te. Ancora, non è ancora, non basta ancora, non sei ancora pieno. Lo Spirito Santo ha di più, lo Spirito Santo ha di più per versare su di te. Apri la tua bocca e comincia a dichiarare: Spirito Santo, pensa su di me, qualcosa che non ho visto ancora, qualcosa che non ho sentito ancora, qualcosa che io non ho vissuto ancora. Comincia a dichiarare: tu sei santo, tu sei grandioso, tu sei misericordioso, tu sei santo, santo. Riempi questa casa, riempi mia vita, riempi Signore, riempi Signore. Comincia a chiamare più intensità nel suo spirito, più intensità. Non è tutto te stesso, comincia a dichiarare questo da dentro il tuo cuore, non soltanto con la tua mente, ma all'uscire dal tuo cuore. Il Spirito Santo, enchi até transbordar, enche até transbordar, enche até transbordar, enche até transbordar, enche até transbordar. Bateza-te com fogo e glória, com fogo e glória. Bateza-te com fogo e glória, com fogo e glória. Com fogo e glória, com fogo e glória.
cielo si unirà alla terra. E quando tua gloria riempirà la casa, e quando il cielo si unirà alla terra, un nuovo suono si sentirà. E quando tua gloria riempirà la casa, lingue di fuoco abala as estruturas dessa casa, abala as estruturas, até que nós não consigamos mais ficar em pé, até que nós não consigamos mais ficar de pé. Abala as estruturas, abala as estruturas, até que nós não consigamos mais ficar de pé. E até transbordar, e até transbordar. Repetir Jesus, repetir Jesus, e até transbordar, e até transbordar. possiamo uscire di qua con il desiderio di ricevere questo Spirito.
di essere usati da questo Spirito, che cresca in noi e che noi diminuiamo, che possa controllare tutto della nostra vita, che ci dia doni, che ci dia unzione, che ci dia quello che serve per conquistare oggi, in questo tempo, la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri compagni di scuola, i nostri colleghi di lavoro, questa generazione per Cristo. Preghiamo di più per ricevere questo Spirito. Impariamo a pregare per ricevere i doni, perché Dio ce li vuole dare. E attraverso questo noi compieremo appieno la chiamata che Gesù ci ha rivolto, ampliare il suo regno su questa terra fino al suo ritorno. Amen. Facciamo un grande applauso al nostro Signore Gesù. Siamo alla fine del nostro adorarti, se potete accendere le luci. Dobbiamo fare gli auguri di compleanno. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Nicky? Tutti Nicky? Tutti e due Nicky? Nicky 1, Nicky 2? Zilda, qualcun altro che ha compiuto gli anni? Gustavo? Fate un po' di musica sotto perché mi sembra tutto così per piacere. Grazie Ettore. Amen, basta, nessun altro che ha compiuto gli anni, anniversari di matrimonio, qualcosa da festeggiare dell'ultima settimana? Niente? Amen, allora possiamo stendere le nostre mani verso i nostri fratelli, sorelle, per benedire questo nuovo anno, chiedendo il meglio di Dio sulle loro vite. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento mettiamo davanti a Te la vita di Nicolas, di Nicole, di Zilda, di Gustavo, Signore, di questi nostri fratelli e sorelle ai quali hai concesso un altro anno di vita, Signore. Ti chiediamo che possa essere un anno pieno della Tua gioia, della Tua allegria, pieno della Tua salute, pieno di pace, Signore, ma soprattutto quello che Ti chiediamo è che la Tua presenza possa accompagnarli ogni giorno di questo nuovo anno, e per questo Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Adesso ci sarà anche qualcosa da mangiare lì della nostra cucina. Hamburger, salata. Quindi non andate via subito, fermatevi a mangiare qualcosa insieme, ma vogliamo ricevere la stessa benedizione sulle nostre vite, sulle nostre case. Allora chiediamo tutti quanti insieme che Dio possa rinnovare la sua gioia, la sua allegria sulle nostre famiglie, che la sua salute, la fisica possa essere su di noi, la sua salute emotiva, emozionale, che la sua pace possa riempire le nostre case, che la sua presenza possa essere con tutti quanti noi, e chiediamo che l'amore
di Dio, crediamo che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutti quanti noi. E in quanti siamo? Amen, ci abbiamo riprovato, dai.